Ci sono luoghi che segnano la storia e Venezia è uno di questi. Se oggi diciamo giustamente che questa città può legittimamente aspirare a essere considerata e visitata per il valore ambientale che esprime, per essere un simbolo dei potenziali rischi che il cambiamento climatico potrebbe portare con l'innalzamento del livello del mare, che impatterà milioni di persone, dobbiamo altresì riconoscere che Venezia è stata, e non solo recentemente, una delle capitali del turismo globale, con tutte le contraddizioni che ciò comporta. In questi mesi, con la mostra fotografica curata da Franca Lugato, ideata da Roberto Valente e resa possibile grazie all'impegno di Davide Simon, Massimo Grandi e Margherita Carniello, abbiamo raccontato la storia del turismo di qualità, capitolo importante nella vicenda complessiva di Palazzi Ferro e Fini, che da magioni di prestigio di due famiglie di origine greche furono trasformati grazie a una felice intuizione della famiglia Ivancic, una famiglia lusignana, con un investimento fatto nel momento in cui, concluso lo sviluppo alberghiero in riva degli Schiavoni, avviato già nel 1824 da Giuseppe Daniel, detto Danieli, si stava definendo l'offerta dell'accoglienza di qualità anche nel versante occidentale di Piazza San Marco, dove non esisteva una riva pedonabile, nell'area tra Santa Maria Zobenigo e la chiesa di San Moisè. Il Grand Hotel divenne da subito un punto di riferimento imprescindibile, frequentato da teste coronate, a iniziare da Vittorio Emanuele II di Savoia o l'imperatore Francesco Giuseppe, politici da Winston Churchill ad Adolf Hitler, scrittori come Matilde Serao, Pirandello e il premio Nobel Tagore, artisti del calibro di Edouard Manet, per non parlare poi dei grandi attori e grandi attrici che lo elessero a dimora durante il Festival del Cinema. La storia del Grand Hotel continua nel Gritti Palace di Venezia, mentre i due palazzi Ferro e Fini, recuperati e restaurati dalla Regione Veneto, hanno affrontato una nuova stagione, quella segnata dall'essere sede del Consiglio regionale e per questo la casa di tutti i veneti. La storia del Grand Hotel Venezia è una storia affascinante, lunga 100 anni. I due termini cronologici sono 1868, quando viene aperta la prima parte di questo hotel con il nome Hotel Nuova York. I protagonisti di questa storia sono una famiglia di origine dalmata, gli Ivancic. In realtà proprio la storia inizia con una donna, Laura Moschini, moglie di Luigi Ivancic, che acquista il Palazzo Ferro. Il Palazzo Ferro è il palazzo più antico, in stile tardo-gotico, che era stato acquisito da varie famiglie e con una certa anche difficoltà venne acquistato dalla famiglia Ivancic con uno scopo ben preciso, quello di farne un hotel. Inizialmente da questo primo nucleo, successivamente il marito acquista anche gli appartamenti situati nell'altro palazzo che è il Palazzo Fini e nel 1874 apre il Grand Hotel Venezia, raddoppiato negli spazi e con un affaccio straordinario sul Canal Grande, una vista spettacolare sulla salute. Questa storia andrà avanti molti decenni, sarà ovviamente gestita dalle compagnie alberghiere, ovviamente gli Ivancic sono i proprietari, gli Ivancic faranno il grande restauro, si occuperanno anche con molto gusto dell'arredamento e vorranno riportare il Palazzo Ferro e il Palazzo Fini a quelli che erano gli antichi fasti di due monumentali palazzi della nobiltà veneziana. Questo un pochino anche a discapito di quella che era la ricezione, nel senso che ovviamente i posti letto, le camere erano il numero delle camere era abbastanza limitato. Ed è per questo che con la prima gestione, che è la gestione di Giuseppe Spatz, di questo grande imprenditore visionario di origine tedesca, alla quale spetta il primo periodo di gestione del Grand Hotel, che viene anche ampliato il Grand Hotel con un terzo palazzo, quello che attualmente è l'Hotel Gritti.
Questo palazzo viene preso in affitto e nel 1896 viene creato il ponte di collegamento, che possiamo anche vedere in queste immagini storiche, tra i due palazzi ferrofini di proprietà Ivancic e questo palazzo affittato. Quindi l'attuale Hotel Gritti per molti decenni sarà la dépendance del Grand Hotel e soprattutto nell'Hotel Gritti saranno il maggior numero di stanze di ricezione proprio degli ospiti. Il passaggio dalla prima gestione Spaz alla seconda gestione Ciga avviene nel 1909 e questa gestione nuova, che sarà un po' al centro di quella che è la linea del tempo dei 100 anni del Grand Hotel, saranno anche gli anni d'oro del Grand Hotel. Noi con questa mostra abbiamo voluto raccontare, lo vedremo durante il percorso, attraverso quello che è un fil rouge fotografico, andando a recuperare gli archivi storici, questa storia, però abbiamo voluto, e lo vedete già qui dall'inizio, suggerire queste atmosfere anche attraverso degli oggetti che fortunatamente ci vengono forniti da il signor Walter Cesare, che è un collezionista straordinario di tutto quello che è stato il materiale durante il periodo della Ciga. Quindi già qui si può vedere all'inizio quella che è la divisa del portiere d'albergo Ciga, con il verde proprio Ciga, e altri oggetti di questo periodo che è stato il più importante in quella che fu la gestione del Grand Hotel. Abbiamo voluto dedicare ai padroni di casa del Grand Hotel un angolo importantissimo con un albero genealogico che rende in qualche modo onore a quelli che sono stati questa famiglia di imprenditori che da Lussin piccolo si sono poi trasferiti nei primi dell'Ottocento a Venezia, che hanno intrapreso da visionari imprenditori proprio questa esperienza del Grand Hotel. E questo è stato anche possibile grazie al fatto che siamo riusciti a coinvolgere la famiglia, a fare delle interviste alla famiglia che sono poi riportate su questi totem touch che abbiamo riportato in tutti e tre i piani della mostra. Sono state fatte delle interviste all'ambasciatore Ivancic, che era stato protagonista di quello che è stato il passaggio, la vendita del Grand Hotel alla provincia di Venezia, e quindi per noi è stato anche importante fare uno scavo di ricerca all'interno dell'archivio storico della famiglia Ivancic. Quindi gli Ivancic per noi sono protagonisti di questa esperienza e la dottoressa Irina Ivancic, tra l'altro anche in catalogo, ha scritto un saggio esaustivo della storia della famiglia e dell'esperienza appunto veneziana del Grand Hotel. Qui come esposizione abbiamo l'albero genealogico, i due busti dei due protagonisti che hanno fatto l'acquisto degli immobili e anche un bellissimo brigantino, perché quando loro vengono poi a Venezia ancora continuano a farsi costruire qualcosa in Arsenale di Venezia, ma poi abbandonano l'attività armatoriale per intraprendere degli altri investimenti. Devo dire che questa mostra ha incontrato da subito un fortissimo interesse da parte di tutti, dall'apparato istituzionale, con a capo il Presidente, il Segretario Generale e soprattutto il personale del Consiglio regionale. Io ho avuto il compito di coordinare il gruppo di lavoro e seguire tutta la parte organizzativa della mostra. C'è stato un grandissimo lavoro di ricerca di sponsor, che si sono dimostrati molto attenti e interessati all'iniziativa, all'idea,
cito solo Mela Holding Group, il nastrificio Victor, la ditta OTS, e abbiamo avuto anche una grande collaborazione da parte del Gritti Palace, che in occasione della vernice, del vernissage, ha offerto un vin d'honneur d'eccellenza. Un particolare ringraziamento va al Comune di Venezia, che ha concesso il patrocinio a questa mostra, e a Vela, che ha contribuito moltissimo con la promozione comunicazionale di questa mostra, mettendo a disposizione dei teli presso i pontili di San Samuele e Santa Maria del Giglio e una mascherina promozionale nel tram che collega Mestre con Venezia, Piazzale Roma. Ci troviamo in Salone Canova, il salone in cui si chiude un po' il percorso di visita e dove sono esposte in queste teche alcune delle collezioni più belle del marchio Ciga, ossia le posaterie, i piatti e le cristallerie che sono collegate al marchio Ciga. Marchio Ciga che riunisce in sé l'acronimo della compagnia italiana Grandi Alberghi, che nasce proprio qui a Venezia e sarà proprio nell'intenzione di questo primo grande brand dell'hotellerie internazionale portare il lusso e le atmosfere veneziane in tutto il mondo. Il Grand Hotel, appunto, con la sua presenza in laguna, continua a far rivivere tra gli ospiti internazionali che vivono l'esperienza di alloggio, di ristorazione, che consumano i loro pranzi con queste bellissime mise en place e soprattutto possono disporre di menù veramente eccezionali come quello che è esposto, che ci ricorda di un pranzo d'altri tempi del 1936 in cui non a caso vediamo che manca uno dei piatti che noi consideriamo alla base dei nostri menù, ossia la pasta. Ebbene, la pasta nei Grand Hotel non poteva essere inclusa, cioè non era un alimento, una portata destinata ai grandi ospiti, in quanto la pasta proveniva dal grano turco e quindi era un cereale lavorato e in quanto tale non si adattava ai palati dei grandi ospiti che dovevano trovare alloggio qui al Grand Hotel. Per cui invece della pasta vi era piuttosto il riso, un cereale che non veniva trattato ma poteva essere consumato direttamente dopo la bollitura. Altro grande elemento di esclusività della Ciga, del brand Ciga, è la produzione che inizia verso la fine 800 e continuerà per tutto il Novecento di dépliant, di cartoline di viaggio, di tessere per le valigie, brandizzate Ciga e che quindi ponevano già l'ospite all'interno di quella categoria di ospitalità alberghiera di altissimo livello che potevano appunto permettersi una notte o più notti al Grand Hotel Venezia. E di tutto questo disponiamo di una raccolta che gentilmente il collezionista Walter Cesare ci ha prestato e che ci dà una gamma di riferimento di quello che poteva essere l'attenzione che la compagnia dava al visitatore, all'ospite, che andava non solamente sul campo della ristorazione alberghiera, ma anche a quello che erano i mezzi di trasporto, quindi le lance che portavano l'ospite dal Grand Hotel Venezia all'Isola d'Oro del Lido, piuttosto che alla possibilità per gli ospiti stessi di prenotare un volo in idroscalo dall'aeroporto Nicelli per godersi la veduta di Venezia dall'alto. Ecco, tutto questo era il fascino di una catena alberghiera che nel suo scopo principale aveva quello di portare il lusso veneziano a portata ovviamente di una certa classe di avventori. Siamo in una delle sale più belle di Palazzo Ferrofini, la Sala Cuoi, a memoria proprio di quella manifattura dei cuoi d'oro che durante il periodo della Serenissima era presente in moltissimi palazzi nobiliari veneziani. In questa sala abbiamo radunato le fotografie che riguardano la storia con la S maiuscola, da Churchill a Hitler, a Mussolini, a Göring, a Duff Cooper, a tutti quei personaggi che sono venuti in visita, in particolare negli anni 30,
in queste sale straordinarie del Grand Hotel. Ovviamente questa ricerca è stata fatta da Davide, la ricerca iconografica, la sua costola, diciamo, nella ricerca di Davide Simon, che ha raccolto dagli archivi storici questo importantissimo materiale. Tra l'altro c'è una particolarità: queste fotografie di questi personaggi prevalentemente sono scattate dalla porta d'acqua, dal molo, perché ovviamente il fotografo era all'arrivo o alla partenza, ma quando poi entrava dentro il Grand Hotel vigeva la privacy, quindi all'interno noi non troviamo tante fotografie. Assieme a Margherita Carniello abbiamo potuto anche suddividere, dare forma a questo materiale, e siccome questa è una sede istituzionale che deve continuare a vivere quotidianamente, l'allestimento leggero e raffinato che è stato fatto dagli architetti Fabrizio Berger e Carlo Sordillo dello studio CF ci ha aiutato moltissimo a creare un qualcosa che suggerisce queste atmosfere, ma allo stesso tempo non è così impattante. In questa sala, ovviamente, assieme alle foto che sono state stampate tra l'altro da Camera Foto Epoche, noi abbiamo messo all'interno anche molti oggetti, sempre di quella collezione di Walter Cesare, quindi oggetti marchiati Ciga, che hanno un pochino di più una valenza al maschile, come la bottiglia dello scotch, il sigaro, la penna, tutti oggetti che potevano proprio all'epoca trovarsi in una stanza come questa. A mostra iniziata abbiamo avuto anche la fortuna di ampliarla con un ritrovamento veramente particolare, visto che questo è l'anno dusiano, cioè che ricorda i 100 anni dalla morte di Eleonora Duse, e un collezionista privato in visita alla nostra mostra sul Grand Hotel ci ha prestato un telegramma che documenta la presenza della diva nel 1922 tra le camere con vista del Grand Hotel. Quindi abbiamo ampliato con questo testimonianza, questo telegramma e con un'immagine anche di Eleonora Duse le nostre presenze all'interno di questo luogo. Nel salone del piano nobile del Palazzo Fini abbiamo scelto di mettere invece quelle immagini dei divi, del glamour, e quindi qui insomma sono raccolti le fotografie di Cary Grant, Tyrone Power, i divi che passavano a partire dagli anni 30 proprio in questo albergo grazie alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra l'altro abbiamo in catalogo un saggio di apertura dell'autorevole storico Mario Isnenghi, che ha fatto proprio un affresco storico sul rilancio della città a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Quindi abbiamo voluto dare un po' un volto attraverso queste immagini a questo rilancio, e siamo soprattutto in quello che è il periodo d'oro della Ciga, no? Quegli anni 30 fino, diciamo, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in cui l'Isola d'Oro, cioè il Lido, era veramente un luogo straordinario, e una flottiglia di motoscafi, di barche portava questi personaggi importanti dal Lido a Venezia. E proprio su questi anni d'oro della Ciga abbiamo un altro saggio di approfondimento importante in catalogo di una studiosa giapponese, Eva Kawamura, la quale ha scritto un pochino l'evoluzione non solo e la storia della Ciga, ma anche del suo marchio, ovviamente, e di aver portato, come si diceva prima, un marchio di venezianità, un brand di venezianità nel mondo. Questo è il piano dove c'erano le suite reali, le camere con vista, e quindi abbiamo voluto mettere tra quegli oggetti che ricordano, no, che suggeriscono queste atmosfere, i servizi ginori proprio da colazione.
oltre a questi servizi che danno un'idea di un lusso, però non di uno sfarzo, di un lusso, di un'eleganza particolare, anche una serie di brochure che venivano mandate, circolavano in lingua francese, perché quella era la lingua di questa comunità cosmopolita, di questa aristocrazia, che non era solo l'aristocrazia dei titoli, ma era l'aristocrazia del denaro, che frequentava questo Grand Hotel Venezia. Dopo l'allestimento di questa mostra è cambiato molto il mio atteggiamento nei confronti delle stanze, della stanza in particolare che io occupo, perché la stanza sicuramente è una delle più belle del palazzo, però rivedendo le fotografie di epoca e sapendo chi ha soggiornato, mi viene certe volte una sensazione di suggestione, cosa che non avevo prima. Pensare che possano avere dormito personaggi illustri, mi viene in mente per esempio Churchill, mi viene in mente Vittorio Emanuele II, o grandi attori come Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Mi fa chiaramente piacere, mi fa sicuramente avere una, come ho detto, una sensazione di suggestione. Sapere che appunto queste stanze sono state, diciamo, il luogo dove si è coronata, ci è stato reso al pubblico la storia d'amore di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, che in quel momento erano due protagonisti del cinema mondiale, è stato sicuramente una cosa veramente sensazionale. Devo dire che l'emozione con cui ho visto queste fotografie, soprattutto la fotografia che riprende Ingrid Bergman nella finestra a lato del salone, da dove si può vedere lo sfondo della Basilica della Salute, ci fa capire appunto come l'importanza di questo salone, che era nella suite reale, era il cosiddetto salone dove questi VIP ricevevano giornalisti, fotografi, al riparo, diciamo, dagli altri ospiti del Grand Hotel. Devo dire che queste fotografie alcune di queste fotografie sono state donate alla figlia Isabella Rossellini, da me incontrata a Vicenza pochi mesi prima della mostra, e lei le ha viste con una certa emozione, perché non era a conoscenza di queste fotografie, e pertanto l'avere condiviso con lei questo momento ha arricchito ancora di più l'emozione di questo episodio, di questa vacanza, di questa trascorsa dei loro genitori in questo albergo. Dopo la mostra sui 50 anni della regione, dove avevamo raccontato i primi 50 anni della regione con personaggi, con diciamo fatti importanti che erano accaduti sia a livello nazionale che a livello regionale, ci siamo chiesti se era importante raccontare la storia di questo palazzo prima del 1970, cioè prima della nascita delle regioni. In realtà devo dire che questa operazione mi è risultata molto facile, perché alcuni miei collaboratori, devo dire molto appassionati di storia, hanno cominciato così spontaneamente, senza che io glielo chiedessi, a fare delle ricerche al computer, e via via che passava il tempo mi portavano delle fotografie e dei documenti. In realtà questa storia di Palazzo Ferrofini era una storia che era stata raccontata soltanto nel libro che viene normalmente dato ai visitatori sulla storia di questo palazzo, ma più dal punto di vista architettonico, ma non la storia del Grand Hotel.
perché in realtà evidentemente quando era stato diciamo, acquistato dalla regione si aveva avuto come la sensazione, ma questa sensazione l'avevo avuta anch'io, che non si volesse scoprire o raccontare cosa era stato il Grand Hotel. È stato proprio grazie a questi, come ripeto, miei collaboratori che quando ho visto che c'era del materiale molto interessante, a questo punto c'era la necessità di affidare diciamo, lo studio di questo palazzo appunto come Grand Hotel a una storica dell'arte, a una curatrice del materiale che potesse dar forma a una mostra. E così è stato perché abbiamo dato l'incarico alla dottoressa Lugato. La mostra ci è servita anche per capire le ragioni per le quali era stato scelto nel 1970 questa sede come sede del Consiglio regionale del Veneto. Ce l'ha rivelata chi è stato protagonista, testimone di quegli anni, l'architetto Posocco, il quale ci ha raccontato che una volta insediato il Consiglio regionale nel luglio del 70, subito si cercò quella che doveva essere la sede definitiva, perché in realtà la Regione, Giunta e Consiglio avevano trovato una sede provvisoria a Cave Indramin Calergi, l'attuale sede del Casinò a Venezia. La discussione prima dei cosiddetti costituenti veneti si era incentrata sul capoluogo di regione. Non era scontato che potesse essere Venezia. Infatti c'erano discussioni, i padovani premevano su Padova, i veronesi su Verona, ma poi alla fine venne decisa Venezia per il prestigio e l'importanza che la città appunto ha sempre rivestito nei secoli. A quel punto i costituenti regionali avevano l'ambizione, visto che si sentivano quasi depositari di della successione della Regione Veneto a, diciamo, erede della Serenissima, di poter occupare quelli che erano i luoghi storici della Repubblica di Venezia, ovvero il Museo Correr, le procuratie, e avevano chiaramente affidato addirittura un progetto a Carlo Scarpa di restauro per il collocamento del Consiglio regionale esattamente dove è il Museo Correr e gli uffici che dovevano, diciamo, occupare le procuratorie. Ma avevano fatto così dei conti senza l'oste, perché gli amministratori locali dell'epoca, sia il sindaco di Venezia ma anche il presidente della provincia, si opposero a questa richiesta, in quanto ritenevano che questo nuovo ente non poteva avere l'ambizione di poter succedere alla storica e splendida Repubblica Serenissima. E quindi però si cercò a un certo punto una soluzione di compromesso. E la soluzione del compromesso venne appunto offerta dal presidente della provincia dell'epoca, che aveva la provincia acquistato nel frattempo il complesso dei due palazzi Ferrofini, sede del Grand Hotel, e pertanto questa scelta di compromesso nasceva dal fatto che il nuovo Consiglio regionale comunque era, diciamo, l'organo che occupava il luogo più vicino a Piazza San Marco. In effetti sia la prefettura sia lo stesso comune sono nella parte retrostante e pertanto accettarono questa offerta prima in affitto e poi
venne acquistato nel 1974 come sede definitiva. Ho avuto la fortuna di venire a lavorare in questi splendidi palazzi molto giovane e ho sempre avuto la curiosità di sapere com'era questo palazzo prima che fosse il Consiglio regionale. Abbiamo dei libri che ci raccontano la storia delle famiglie nobili che erano padrone di questo palazzo, ma mancava il pezzo degli ultimi 100 anni, quando è stato il Grand Hotel. Intorno al 2000 il Comune ha acquisito l'Archivio Giacomelli e un amico mi ha regalato un CD e dentro questo CD ho potuto trovare moltissimi scatti di questo palazzo, degli ospiti famosi. Ho sottoposto queste foto che ho trovato al segretario generale e nella mia testa potevano essere fonte di una piccola pubblicazione. Ma man mano che trovavo materiale a lui è venuto in mente di fare una mostra e allora così siamo andati a consultare, a cercare ulteriormente materiali in internet. Oltre all'Archivio Giacomelli abbiamo trovato foto presso l'Archivio Filippi e l'Archivio Alinari. Abbiamo poi trovato dei filmati storici che riprendevano arrivi importanti al Grand Hotel nell'archivio dell'Istituto Luce e di British Pathé. All'inizio di quest'anno Davide mi invita ad una delle riunioni per l'organizzazione della mostra, perché siamo stati assunti 40 anni fa assieme qui al Palazzo Ferrofini e vuole coinvolgermi. Mi propongono di fotografare gli oggetti per il catalogo e di supportare Attila nelle interviste. Passati un paio di giorni, come un flash, ricordo che nei primi anni di lavoro, nella calle che arriva alla portineria, leggevo la scritta Grand Hotel, dove ora campeggia una scritta Consiglio regionale del Veneto su un pannello di legno. Lo dico a Margherita e a Davide, il quale lo riferisce al segretario generale. Io ribadisco al segretario generale che ricordo che c'era quella scritta e che forse si tratta di un mosaico. Verso il 10 di aprile viene rimosso il cartello che la copriva e ad circa un mese dall'inaugurazione della mostra viene alla luce il mosaico in oro e rosso con la scritta Grand Hotel. Al terzo piano del Palazzo Fini è raccontato l'ultimo capitolo della mostra ed è anche l'ultimo capitolo della storia del Grand Hotel. Cioè dopo la gestione Ciga, durata circa 40 anni, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947, Ciga propone alla famiglia Ivancic di acquistare i due palazzi. Nel frattempo aveva già acquistato Palazzo Swift, quella che era la dépendance, oggi ovviamente l'Hotel Gritti. Gli Ivancic non reagiscono a questa offerta, anzi non vogliono vendere i palazzi e quindi Ciga si ritira in quello che era il palazzo di loro proprietà e lo fanno diventare l'Hotel Gritti dal 1948, interrompendo anche il collegamento costituito dal ponte. Allora gli Ivancic devono trovare una nuova società alberghiera che gestisca il loro Grand Hotel e troveranno la Saigat del Cavalier Benati, il quale era proprietario dell'Hotel Bauer. Quindi si crea una situazione un po' particolare. Il Gritti diventa un competitor del Grand Hotel, ma nello stesso tempo il Bauer diventa praticamente l'hotel trainante e il Grand Hotel diventa una sorta di sua dépendance. Però nonostante questo periodo che va dal 48 al 68, gli ultimi 20 anni, dove il tipo anche di turismo cambierà molto e ci sarà una parabola in generale discendente, ci sono due avvenimenti che segnano le sorti di questo Grand Hotel. Lo abbiamo visto prima nel 1950, la coppia Rossellini-Bergman, ma l'anno successivo, 1951, gli ospiti del Ballo del Secolo, il Gran Ballo Orientale, organizzato per più di 1000 ospiti, il jet set mondiale, a Palazzo Labia, da Carlos de Bestegui, questo milionario, il quale aveva acquistato Palazzo Labia,
e in questo palazzo affrescato da Tiepolo aveva messo su, attraverso le scenografie di Salvador Dalì, attraverso i costumi di Dior e con l'invito mandato a più di 1000 personalità importanti, un ballo che rimarrà memorabile nella storia, tanto da essere chiamato il ballo del secolo. Tutti dovevano accedere, arrivare in gondola quella sera, il 3 di settembre del 1951, e gli ospiti, moltissimi, erano alloggiati proprio al Grand Hotel. Quindi noi abbiamo ritrovato delle foto, alcune foto, che documentano la partenza di questi ospiti famosi, già vestiti in maschera, per raggiungere le sale di Palazzo Labbia. E questo è un po' il capitolo conclusivo della nostra storia, che abbiamo voluto ricordare e concludere con un momento ancora straordinario di questa città, no, degli splendori di Venezia, e da questo momento in poi la storia anche del Grand Hotel sarà una storia che un po' alla volta andrà esaurendosi fino al 1968, data in cui, siccome c'era anche bisogno da parte della famiglia di fare dei restauri considerevoli, importanti, la famiglia decide di cedere, di vendere i 2 immobili alla provincia di Venezia. Siamo anche molto orgogliosi di un grosso lavoro che abbiamo fatto, oltre, siccome le mostre sono effimere, a un certo punto si chiudono, il catalogo rimane, ma rimangono anche questi strumenti multimediali che sono stati fatti, che sono presentati in mostra da 3 totem touch su tutti e 3 i piani, dove sono state riportate le interviste che sono state fatte ai testimoni che hanno vissuto momenti particolari all'interno del Grand Hotel. Da quello che è stato, per esempio, Ivanci, cioè l'ambasciatore che a 92 anni ancora ricorda il passaggio di proprietà, a quello che è stato invece un testimone oculare di prim'ordine, Arrigo Cipriani, il quale ha fatto proprio il suo apprendistato all'interno del Grand Hotel prima di spiccare il volo in ambito dell'accoglienza e dell'hotellerie. Quindi tutti strumenti che sono stati prodotti all'interno del Consiglio regionale. Le interviste fatte da Margherita Carniello, montate da Attila Totti, dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale, anche una ripresa che è stata fatta delle suite reali con una spiegazione di Bianca Cominotto, strumenti che rimangono a testimonianza di questo lungo lavoro durato quasi un anno di ricerca e approfondimento sul tema del Grand Hotel.